ci fu la prima edizione delle Top Chics, questa manifestazione bellistica importantissima. Nel 22 sono stati festeggiati, appunto, è stato festeggiato il trentennale di questa manifestazione che io c'ero appunto perché sono diversamente giovane, e da lì abbiamo cominciato a prendere le istituzioni cittadine, quando parlo delle istituzioni, parlo di tutte, del comune, della regione, della provincia, dell'università, hanno cominciato a prendere coscienza che assolutamente la città doveva virare sul turismo, perché ci si è resi conto in allora, proprio facendo i lavori per l'organizzazione di queste colombiane, aveva un potenziale, un patrimonio artistico e culturale incredibile, che avrebbero dovuto essere valorizzati per essere prima di tutto conosciuti, perché non ci può essere valorizzazione, promozione, eccetera, se non c'è da prima la conoscenza, quindi studiarli e poi valorizzati e poi promossi. E si è preso questa coscienza. Allora è nato tra le istituzioni cittadine anche un tavolo di promozione che ha deciso... Doveva mettere insieme le risorse per andare a parlare di Genova in tutta Europa, in tutto il mondo, e quindi sono state unite le forze fisiche ma anche economiche per andare a fare queste, diciamo, presentazioni di Genova. All'inizio fu una delusione incredibile perché ci confondevano con Ginevra, non sapevano neppure dove eravamo tra un po' sulla carta geografica. Io ricordo che in certe fiere del turismo si andava a parlare di Palazzi dei Rolli e ti guardavano come dire: ma cosa dice? Però noi ci abbiamo creduto, ci hanno creduto le istituzioni, ma ci abbiamo creduto anche noi funzionari che lavoravamo, io lavoravo in Camera di Commercio, che lavoravamo all'interno, e con grande passione abbiamo continuato a martellare. Poi c'è stato il 2001 che nel bene e nel male ha dato alla nostra città, al nostro territorio, molta visibilità. Poi c'è stato il 2004 quando Genova è stata riconosciuta capitale europea della cultura, che ci ha consentito, perché diciamo le cose come stanno, sono piovuti sulla città tantissimi denari che hanno consentito di restaurare, di fare dei lavori, soprattutto, come amava dire il sindaco di allora Perico, ma tutti quanti, opere anche durature che potessero durare. E poi c'è stato il 2006 finalmente con il riconoscimento UNESCO delle strade nuove, dei Palazzi dei Rolli, patrimonio dell'umanità. Quindi noi abbiamo continuato a promuovere la città con tutte le sue novità culturali che presentava appunto attraverso questo tavolo di promozione. E oggi, da molti anni ormai, questa amministrazione è stata anche con una visione molto aperta della città, ha continuato a sostenere, infatti io appunto oggi sono qui in veste ufficiale dell'amministrazione, un'amministrazione che ha sempre creduto nella cultura, nella promozione culturale della nostra città, perché cultura appunto è turismo, sono persone che vengono a Genova, che vengono in Liguria, e poi abbiamo cominciato a fare degli educational tour per tour operator, per giornalisti, per cui di Genova si è parlato sulle maggiori testate, sul Financial Times, sul Le Monde, su tante riviste. Pensate che il Corriere della Sera ha detto, parafrasando una frase di Paolo Conte, che Genova non è un'idea come un'altra, Genova è un'idea migliore di un'altra, perché a Genova, se voi ci pensate bene, Genova è veramente una città della cultura, perché a Genova c'è sempre qualcosa da fare, va a vedere, ci sono tanti teatri, ci sono tante mostre. Chi mi dice che a Genova non c'è niente da fare vuol dire che non ne ha voglia, perché tutte le sere della settimana, volendo, potresti essere occupato in qualche cosa. E oggi ve lo dimostrano appunto tutte queste persone che sono qua a parlare di cultura, di tempo libero. Chiaramente chi ha del tempo può fare tante cose. E quindi la città è pronta
ad accogliere sempre più persone. Noi siamo veramente felici che oggi appunto i turisti vengano a vedere le nostre mostre, vengano a vedere la nostra città, che a mio avviso veramente, io che nasco come storica dell'arte, è veramente un museo a cielo aperto, bisogna solo girare con la testa in su e si vedono delle cose meravigliose. Quindi siamo pronti per accogliere tutti quelli sempre che vogliono vedere, e appunto Genova è una città dove io credo, voi lo testimonierete, non ci si annoia mai, basta avere la voglia appunto di andare in giro a vedere. Vi auguro un buon ascolto, una buona serata e ancora grazie Alessandro. Di voi. Grazie Elena di questa presentazione. Adesso presento i coautori di questa giornata. Per questione di eleganza, io sono ancora della generazione che si dava la precedenza alle signore, adesso sembra che non si dà più, e quindi passo la voce. Noi abbiamo due grandi aiuti e compagni di questa avventura, che sono la Federazione, il Centro Italiano Femminile, di cui abbiamo la presidenza Casanova Rixi, e i Liguri nel Mondo. Però mi sono messo d'accordo, facciamo intervenire prima la signora Rixi, la signora anzi Casanova. Ciao, grazie. Grazie mille, grazie mille. Effettivamente è difficile al giorno d'oggi trovare la cavalleria delle persone, comunque grazie molte. Come tutti sapete, io faccio parte del CIF, il Centro Italiano Nazionale, con sede a Roma, e quella di Genova siamo in via 25 aprile. Facciamo parecchie cose. Noi a Genova adesso stiamo facendo dei corsi per persone anziane di informatica. Purtroppo quest'anno siamo un pochino pochi, però abbiamo dei docenti della Liguria Digitale che vengono a insegnare, e naturalmente i corsi sono tutti liberi e soprattutto gratuiti a chiunque voglia venire. Anzi, se c'è qualcuno che vi interessa, noi abbiamo iniziato, lo facciamo il martedì e il giovedì dalle 3:30 alle 17, e quindi se qualcuno è interessato può venire, che troverà sicuramente veramente delle persone bravissime all'insegnamento. Come dire, il CIF, proprio sul discorso che faceva adesso la signora, sta organizzando dei corsi sul turismo per i giovani, e ho appena fatto un bando perché vorremmo cercare di trovare ragazzi da preparare per il turismo. Noi abbiamo, come avete sentito, cose bellissime, però non abbiamo personale che accompagna queste cose bellissime. Molte volte ci siamo trovati per strada e sentiamo le persone che chiedono dove questo, dove si trova quell'altro, eccetera. Il CIF quest'anno vuol fare questi corsi, e oltretutto siamo anche in collegamento già con altre associazioni che sono anche loro interessate al discorso, e sicuramente troveremo il modo nella nostra scuola di Borzoli, perché non so, come voi sapete, non so se tutti lo sanno, abbiamo questa scuola di formazione a Borzoli con 200 docenti, e speriamo di fare un buon lavoro proprio per la città, per ingrandire sempre di più il nostro nome nel mondo, e a tutti i turisti che vengono e perlomeno abbiano il piacere di conoscere la nostra città. Io ringrazio tutti della vostra presenza e speriamo nel bene. Quindi ora i Liguri nel Mondo, come vedete, cultura, preparazione di capacità di insegnare, di tramandare il lavoro alle nuove generazioni, ma anche alle persone che hanno voglia di lavorare, perché grazie al lavoro si riesce a costruire un paese sempre migliore. E grazie alla musica, perché oggi daremo premio a una scuola di musica molto importante che ha un grande significato sociale. Tutto questo significa che la pace nel mondo si fa tramite una lingua universale, che è quella della musica e non quella delle esplosioni. Quindi ti do a Mario Menini, che è chi vicina amiche per le musenesi risulenti. Intanto non vorrei farvi dormire e salutarvi.
Mi veniva in mente in questo momento, tanto grazie per avermi dato la parola in questa opportunità e saluto tutti, un abbraccio fraterno veramente, che ci vuole oggigiorno stringersi insieme e poter andare avanti in questo mondo che diventa sempre più pericoloso. Ma bando ai discorsi impegnativi, io ricordavo in questo momento, mentre sentivo la signora Rixi parlare, e anche l'altra oratrice con la quale mi congratulo per la sua cultura, la sua grande preparazione e l'amore che ha per la nostra città, per quelli che sono le rappresentative più significative della stessa. Ma mi ricordavo un pomeriggio, era un pomeriggio un po' di questo tipo qui, con il grande Paolo Emilio Taviani, che si era visto con un certo Edward Galletti e si erano messi in mente l'idea di formare questa associazione dei Liguri nel mondo e ci invitò in una specie di, non mi ricordo bene, ma eravamo dalle parti di Bari, che era un po' la sua roccaforte, e disse, parlando in genovese: ma perché non facciamo un'associazione di Liguri? Che non siamo più dove sono finiti, eccetera, eccetera. Perché il problema dell'associazione dei Liguri nel mondo ormai è superato. Io tante volte ci penso e dico non serve più, perché oggi con internet, con la possibilità dei contatti che ci sono, le persone si ritrovano facilmente. Non a caso questa iniziativa lanciata dallo Stato, in cui sta profondendo parecchi soldi, mentre noi abbiamo sempre faticato, no, per avere il piccolo contributo. C'è quella delle radici, no? Si va a cercare le radici. Oggi trovare le radici è facile, ma quando ai tempi miei, che sono uno dei soci fondatori di Giuseppino Roberto dopo, che è stato un grande presidente, partivamo con la valigetta non legata con lo spago e andavamo a trovare la gente che era estera. Andavamo in Cile, andavamo in Venezuela, da tutte le parti, gli Stati Uniti, e andavamo a vedere chi erano, chi potevano essere gli eredi, diciamo, o quelli che derivavano da famiglie legate al fenomeno dell'immigrazione che ha avuto il suo clou massimo nell'Ottocento. Finito questa breve parentesi per dirvi che penso che ormai non serva più l'associazione dei Liguri, poi lo dirò anche al direttivo. Io mi congratulo invece col lavoro che sta facendo Entel, un lavoro meraviglioso di ricerca di personaggi, di persone che danno un grosso contributo a livello culturale, umanitario e a volte anche politico, che non guasta mai. E quindi oggi siamo qui con due presenze che sono veramente due personaggi di grandissimo livello. Io mi riferisco anche al maestro Nevio Zanardi, che poi verrà presentato, al grande Delpino, il quale ha dei meriti incalcolabili per il lavoro che svolge, e quindi grazie per essere qui, ma soprattutto ringrazio gli organizzatori di Entel, Anna Campello, i fratelli Palabrino e tutto lo staff, il presidente che se no poi Usaraggia, se non sa lì, e quindi vi do un grande, forte e caloroso abbraccio, sperando di rivedervi sempre tutti qui in questa meravigliosa festa in cui ci sentiamo tutti uniti da un unico pensiero, quello di valorizzare le bellezze culturali e più significative dal punto di vista, diciamo, umano di quella che è la nostra origine, la nostra cultura. E viva la Liguria, viva Genova. Grazie. Diamo la parola adesso alla nostra presentatrice, coordinatrice degli interventi, Lucia Vita, che hai in mano la giornata. In mano la giornata. Che bella responsabilità. Grazie di cuore al Presidente Casaretto, grazie di cuore alle parole significative dell'ingegner Menini, alle parole significative della dottoressa Manara e della dottoressa Laura Casanova Rixi. Adesso avevamo in realtà l'intervento di Liano Calamaro, del violinista Liano Calamaro, ma direi, vedo fondo i meravigliosi abiti del gruppo storico di Voltri, che inviterei a iniziare a sfilare e a deliziarci con i loro meravigliosi abiti. Prego. Meravigliosi, è sempre una bella emozione per gli occhi e per la mente vedere sfilare
questi abiti così significativi del nostro tempo. Gruppo storico di Voltri, un grande patrimonio per la nostra città, per la nostra cultura. Un grande applauso che vedremo ancora al gruppo storico di Voltri. Grazie, grazie di cuore. E quale miglior connubio adesso presentare un violinista felice, nonché ambasciatore di Genova, Eliano Calamaro, col suo straordinario violino, che aprirà assieme al gruppo storico di Voltri il programma di oggi. Sì, passo. Passi tu? Ok. Buongiorno a tutti, buongiorno, è sempre un piacere essere qua per questi eventi. Dunque, io ho pensato di eseguire un brano di Paganini, ma insieme a un brano di Camillo Sivori, il suo grande allievo. Però ho fatto un po' una ricostruzione, cioè non che ho cambiato quanto loro hanno scritto, ma li ho messi insieme. Allora ho cercato di metterli insieme in una maniera la più opportuna. E lo sperimento oggi, ma è un'idea che mi è venuta 2 giorni fa, quindi è tutto in fase di formazione, diciamo. Vediamo. Grazie. Allora, si tratta di un pezzo delle streghe, le famose streghe di Paganini, e un viaggio che ha fatto Camillo Sivori in Spagna, dove praticamente vuole impersonare un temporale, una danza del villaggio e una danza spagnola. Grazie.
straordinario, straordinario. Complimenti al grande maestro Eliano Calamaro, rapiti dalla sua musica celestiale, direi, come la mamma di Camillo Sivori, la leggenda, mi veniva in mente proprio sentendo il maestro Eliano Calamaro, che vedremo dopo. E adesso a questo punto io avrei l'intervento dell'editrice Cristina Montepilli, alla quale facciamo un grande applauso prima del conferimento del primo attestato AIC. Buonasera a tutti e volevo ricordare, dovevamo dirlo insomma a inizio evento, che stiamo producendo come sempre delle puntate che insomma interessano i vari ospiti e le varie situazioni che insomma durante sia gli eventi Entel come gli eventi anche dell'Associazione dei Liguri nel Mondo e gli eventi CIF insomma realizziamo queste produzioni per cercare un po' di divulgare tutto l'incredibile lavoro che, insomma, che le associazioni riescono con impegno ed dedizione a fare da così tanti anni.